Io qua dico sei stato ingenuo tu, Anghissà. Appena ammonito intervenire là perché già stava in volo. Io dico sei stato ingenuo tu che tocca il pallone e lui simula, perché poi guardateli i replay. Dai amici bellini, tocca ad Elmas e pure a Mario Rui. Dai, eccolo Elmas. Non è la maglia del City, è la maglia del New York City. Calma. Bravo Lobotka. Lozano, vai, vai. Attenzione Anghissà. Bravo. Esatto, vai, vai Frank, vai Frank. Madonna dai, Madonna santissima. Madonna mia, un palo! No, la salvata Krunic, mannaggia! Bravi, l'approccio, bravi! Madonna mia, se traseva chi lo pallone! Piglia sta palla! Bravo, Kvara! Vai Anghissà, provaci! Bravo! Ho fatto i calci piazzati col sinistro, Mario Rui, ma ve l'ho detto che sono pensieri che Spalletti deve fare. Mettila bene in mezzo Mario, vai! Bravo! Maro Di Lorenzo! Bravi! Esatto! Anghissà, eccolo qua! Gioca a pallone! No! Bravo Lozano! Diagonalona! Bene, bravo Lozano, non solo in difesa, poi anche la pressione in avanti. Gioca! No! Signor arbitro, sei particolare già! Meret! Bravo Kvara! Bravissimo Mario Rui! Bravo Di Lorenzo! Anghissà! Si è bevuto Calabria! Tira forte, mannaggia! Che mazzo! Bravi con la pressione alta! Vai Zielinski! Madonna santissima! Signori, io sono emozionatissimo. Di Lorenzo! Madonna santissima! Pure questa era importante! Ma no, il lob! C'hai tutto lo spazio, Di Lorenzo! Vattene, mettila bene! Bravi ragazzi! 15 minuti spettacolari! Bravo Anghissà! Bravo Mario Rui! Mario Rui, questo è l'anticipo, sì, il passaggio un pochino, però bene. Bravo Elmas! Oh! E fallo di Benasser! Bravo Anghissà nello spazio! Bravo Lozano! Zielu è pazzo! Non me lo scrivo, troppo alto. Va bene. Kvara, calmo, non protestare, calmo. Era tu, io fallo laterale, ma non protestare. I Kammaz, un rimballo in Coppa Rachma. Perché sta solo lui? Fuori, mamma mia. Un'occasione, 25 minuti di dominio, un'occasione pericolosa. Quello gli va sul ginocchio e il rimballo. Vabbè. Niente, vai. Che ha fatto? Chi sta distrutto la bandierina? Cioè su. Bandierine frascete. Col logo. Ma da regolamento non si ammonisce se distruggi la bandierina. Non lo so, chiedo ai commenti. Vai Anghissà! Che brutta palla che ci attacca Paraschelli, che brutta palla. Va bene, Anghissà, stai giocando bene. Carvascilia, secondo Paramount Plus. Carva. Bravo Anghissà, tosto! Attenzione. Niente. Ammonisci qua, arbitro. Vabbè, niente. E qua dovevi ammonire Krunic che è diffidato. Tanti Lorenzo, quanta chilometri sa da fa per raggiungere l'arbitro? Ma mai, non è mai fallo questo. È un primo giallo figlio Zielinski. Va bene, ci sta, era in ritardo, ci sta. Bella Zielu. Vai Lozano. Devono andare. Zielu. Lobotka sontuoso. Qua devi darlo il fallo, Guarda che magia che ha fatto Brahim Diaz, mezza a due. Bene. Kammaz, onestamente bravi, non ho capito perché Mario Rui stava a centrocampo con Lobotka, uguale al campionato. Veramente è proprio infame il gioco del calcio, è proprio infame. Tant'è vero che Mario Rui prova l'estrema unzione là perché stava
completamente fuori posizione. Credeteci ragazzi, vai Kvara, io ci credo, ci dovete credere anche voi. Oh, ma che cazzo fai, Teo Hernandez? Sei un provocatore del cazzo! Devi ammonire, signora, non si può esultare in faccia a Lozano così! Sei un provocatore! Questa è l'esperienza, questo significa avere l'esperienza, lo capite? Gente che punta sui nervi, che punta sull'esperienza delle cose internazionali. Questo è, solo questo ci manca. Siamo buoni, siamo buonissimi, siamo troppo buoni. Da Gattuso su Hamsik fino a Teo con Lozano, non abbiamo imparato niente. Mamma mia, che traversa. Chi è? Napoli, non ti disunire, che hai giocato benissimo. Devi pensare che sono 180 minuti. Dai ragazzi, lasciate like per quello che... Perché Kvara sta a terra? Che è successo? Per quello che i ragazzi stanno dando. Poi aiuto. Questa è la Champions, questa è. Stai ascoltando pure i Premier Record. Pensano poco come sto dentro la partita. Dai, dai! Ogni volta st'arbitro chiama i capitani e chi si sa da fa 600 km. Ha dato una palla alla cieca a Kvara che se c'era Osimhen faceva 3 passi e se l'era presa. Incredibile. Buono Elma, su! Madonna mia, traversa! Lo vedi che si può fare? Di Lorenzo! Di Lorenzo, mamma mia! Ancora deviato. Zielu, troppo morbido. Troppo morbido. L'ho spento proprio! Il pallone non l'hai proprio pensato. Palla a spalla, diciamo. No, date rigore, non li sappiamo tirare, quindi non niente. Ma sulla perdita di tempo di Leao vi devo ricordare che deve essere ammonito con la distruzione della bandierina. Ancora niente, solo richiami. Vai Kvara. Te lo sei fatto a Kiev? No, e sei andato troppo dentro. Bravo Kvara, dai. Eccolo. Fallo. Signor arbitro. Quando poi è sull'altra parte devi ammonire. Ma lo so che funziona così. Dai, qua Tonali la palla non la vede proprio. Non la vede proprio la palla. Viraccamaz. Virachis. si era visto con la palla in alto. Già si era visto che Teo Hernandez si sarebbe tuffato. Io qua dico sei stato ingenuo tu, anche sa. Appena ammonito intervenire là perché già stava in volo. Io dico sei stato ingenuo tu, anche sa. Che tocca il pallone e lui simula, perché poi guardateli i replay. Anghissà tocca il pallone e lui simula. E qua non può nemmeno intervenire il VAR da protocollo perché è un giallo, non è un rosso. Bravi! E qui nasce tutto dal fallo non chiamato di Tonali su. Quindi ha dato il giallo a Di Lorenzo. Ma io è proprio uno spettacolo. Spettacolo, show. È finito lo show. Salamakers, ma veramente contro di noi vuoi diventare il driblomane? Peccato, era una bella partita. Fino al 75esimo era proprio una bella partita. E adesso è un macello. Ecco qua! Nemmeno per protesta contro l'arbitro, proprio contro se stesso fa così e viene ammonito Kim, quindi squalificato per la prossima per un colpo di testa che si fa pulito e per cui viene chiamato il fallo. Guagliù, che capolavoro, Che capolavoro! E Kim lo sapete come è fatto? Kim lo sapete come stava espellendo pure Di Lorenzo? Kim lo sapete? Kim chiede scusa quando fa un fallo. Qua non era niente. Se fa incazzare a Kim vuol dire proprio che hai chiamato una cosa per un'altra. Complimenti, signor arbitro. E guarda! Teo Hernandez! Ma no! Guarda niente proprio! Simulatore professionista. Bravo Ndombele. Vabbè. Poi capitano, ma non un miracolo Kiss! E quante le sta parando queste? Questo è un miracolo su Di Lorenzo, maledizione! Buono! Madonna mia, Olivero! L'ha levata dalla porta! Bravo Ndombele. Buon impatto, sta crescendo assai però. Qua capigliate Giroud, mamma mia. No, mai andare allo scontro così inutile. Non era fallo, l'arbitro non ha detto niente, non ti arrabbiare.
il telecronista di Paramount, theatrical dive, proprio un tuffo teatrale. Onestamente amici bellini, io me la sono goduta per 70 minuti, c'è stata ingenuità, quello ci manca, l'esperienza ci è mancata. Poi uno vuole pensare al ritorno, bene, 1-0, visto come è andata bene, però il ritorno senza Hakim, senza chissà, difficile. Lasciatemi like intossicati. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.